Risorse per le imprese, territorio e infrastrutture sono in arrivo con il programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, uno strumento certamente importante ma che va veicolato, opportunamente conosciuto ed approfondito per poter lasciare il segno nel territorio. Così la CNA di Agrigento ha voluto organizzare un seminario informativo per lunedì 20 febbraio nella città dei Templi. L'evento si terrà al Dioscuri by Palace di San Leone a partire dalle ore 15:30. Abbiamo voluto organizzare in sinergia con l'ordine professionale, con le istituzioni, per creare le condizioni del territorio di informare più imprese e attività produttive nel territorio agrigentino. Un ringraziamento va all'assessore regionale Mariella Lobello, che ha subito partecipato ed messo a disposizione i loro tecnici dell'assessorato. Parteciperanno e relazioneranno il direttore generale, il dottore Ferrara, e il responsabile del Dipartimento dello Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, il Nambè. Loro metteranno a disposizione alla platea tutte le novità. Vogliamo che possa essere uno strumento importante per lo sviluppo della nostra terra. Piero Giglione porterà il saluto della Confederazione, mentre i lavori saranno introdotti e moderati dal presidente provinciale della CNA di Agrigento, Mimmo Randisi. Sono previsti poi gli interventi dei vertici dell'assessorato regionale alle attività produttive, con in testa Mariella Lobello, che è anche vice di Crocetta. Saranno aiuto alle imprese, saranno quelli dell'obiettivo tematico 1 ricerca e innovazione, saranno quelli dell'obiettivo tematico 3 che è competitività delle imprese. Dobbiamo sapere che in questo momento stanno davvero per arrivare grandi risorse, ma stavolta dobbiamo fare in modo che servano davvero alle aziende, che servano davvero al territorio, che servano davvero ai tanti giovani siciliani che hanno un gran bisogno di lavorare, ma ai tanti giovani che vogliono fare impresa. Ci sono risorse, le risorse dell'agricoltura, i 2 miliardi 120, quelli della pesca, 117 milioni, gli 820 del fondo sociale, come dico spesso anche 4 miliardi e mezzo dedicato alle imprese, e di queste la porzione più importante, 1 miliardo e 2, che è proprio delle attività produttive che ho l'onore di guidare. Nel dettaglio verranno illustrate le singole misure, la dotazione finanziaria dell'FSR Sicilia, i requisiti di ammissibilità, le modalità di accesso al finanziamento e i settori interessati. Hanno aderito all'iniziativa gli ordini professionali. Per gli architetti parlerà il presidente Fiaccabrino, per gli ingegneri il presidente Armenio, per il collegio dei geometri il presidente Bellavia, per i consulenti del lavoro il presidente Vetrano, per gli agronomi e i dottori forestali il presidente Boccadutri e per i geologi il presidente regionale Collura. A tirare le somme del seminario sarà il vicepresidente nazionale della CNA Giuseppe Montalbano.